Bullizzato sullo scuolabus perché nero, a raccontare la sconcertante vicenda la mamma del ragazzino sulla pagina Facebook che promuove l'integrazione Cara Italia. L'11enne, mamma trevigiana e papà senegalese, mercoledì mattina è salito sul pulmino per andare a scuola e mentre stava per sedersi sulle ultime file, le prime sono riservate agli alunni delle elementari, è stato preso di mira da due ragazzine di 2 anni più grandi che gli hanno intimato di non sedersi con una frase agghiacciante: i negri si siedono davanti, i bianchi dietro. Poco dopo l'11enne è stato anche schiaffeggiato e spinto verso l'uscita. Molto turbato, il bambino, una volta arrivato a scuola, ha ricevuto il sostegno e l'attenzione da professori e compagni che insieme sono andati a denunciare il fatto alla direzione della scuola. Sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione del comune trevigiano dove si è verificato l'episodio e ieri sullo scuolabus è salito il comandante della polizia locale per spiegare ai giovani studenti la gravità di questi atti. Sono state contattate anche le due ragazzine di loro genitori. La mamma dell'11enne nel frattempo è stata contattata da tantissimi genitori pronti, scrive nella pagina Facebook, ad appoggiarmi per non lasciare in sordina questa storia, perché convinti di non voler vivere in un paese dove si possano verificare episodi del genere. Spero, conclude la mamma, che quelle ragazzine capiscano che per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo e di arricchire la loro anima devono iniziare ad aprire gli occhi, a riflettere, ad amare se stesse per poter dare e ricevere amore.